potentissimo rosario di guarigione e di liberazione da ogni male dell'albero genealogico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Vieni, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona eterna gioia. Amen. Alleluia. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Spirito. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santo Spirito di Dio, Rua divino, dolce ospite dell'anima, soffia in noi, vivi in noi, abita in noi, guidaci in questo tempo di preghiera. Perché, mossi dall'azione profetica che Maria vuole compiere nelle nostre famiglie, possiamo cooperare alla rigenerazione dell'umanità. Riempici della tua presenza, Spirito Santo, affinché le diverse generazioni delle nostre famiglie, che il Signore ha compiuto e vuole continuare a compiere tra noi, possano essere liberate da ogni tipo di male. Amen. Primo mistero. Preghiamo per la guarigione. Dalla prima alla quinta generazione paterna. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore vivrà. Padre Celeste, ci mettiamo alla tua presenza. Riconosciamo che tu sei nostro Padre. Riconosciamo che noi e i nostri familiari abbiamo bisogno di te. Ti chiediamo di camminare lungo la nostra storia e la storia di coloro che compongono la nostra famiglia, quelli che sono già partiti. Oggi ti chiediamo che col tuo amore e con la tua potenza tu ci guarisca. Ci liberi da ogni male e da tutte le condizioni negative che sono state ereditate dai membri della nostra famiglia attraverso il ramo paterno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Percorri, divin pellegrino, la prima generazione paterna. E con la luce dello Spirito Santo liberaci dall'ira, dalla superbia e dalla lussuria. Ti chiediamo, Spirito Santo, di sciogliere tutte le negatività ricevute nella prima generazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cammina, o Padre, per la seconda generazione paterna. Chiediamo, nel nome di Gesù e per la sua autorità, che tu ci liberi da qualsiasi condizione negativa che influisce nella nostra vita, specialmente dai sentimenti conseguenti alla mancanza di amore paterno e alla paura. Chiediamo che siano tagliati i legami dell'indifferenza e della sfiducia che ci arrivano da questa seconda generazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella terza generazione paterna. Nel tuo nome Gesù. Rifiutiamo l'odio razziale e qualsiasi forma di emarginazione subita da qualche membro della nostra famiglia o da persone che ci sono vicine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
la potenza del tuo preziosissimo sangue ci lavi, ci purifichi, ci liberi da ogni spirito di odio e da qualsiasi sua influenza, in modo che nessuno sia danneggiato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, benedici la quarta generazione paterna, e con la tua luce guariscici dagli effetti prodotti da qualsiasi situazione di ingiustizia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, liberaci dalle conseguenze del fanatismo religioso e recidi i legami che le generazioni passate hanno con il presente, specialmente quelli che potrebbero impedire, in questo momento, a noi e alla nostra famiglia, di ricevere maggiore benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre amatissimo, nella quinta generazione paterna, nel nome di suo Figlio Gesù, ti chiediamo di guarirci e liberarci da qualsiasi forma di aggressione, assassino e violenza esistita tra i nostri antenati, in modo che le conseguenze siano annientate e non abbiano più influenza nella nostra vita e in quella delle generazioni future. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, Signore, perché il tuo sangue prezioso sta scorrendo in tutte le aree del nostro essere e sta purificando le prime 5 generazioni paterne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti chiediamo, Vergine Maria, Madre nostra, di essere presente e di accettare il perdono da parte di quelle donne che furono usate e trattate crudelmente, ferite e non amate da qualsiasi uomo delle generazioni paterne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora, Signore Gesù, preghiamo il Padre nel tuo nome, per i bambini feriti, che hanno sofferto a causa delle condizioni negative di queste 5 generazioni paterne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
per il potere della tua passione, morte e resurrezione. Concedi la salvezza eterna a quelli che sono partiti da questa vita, e a noi dona la tua benedizione, Signore. Amen. Secondo mistero. Preghiamo per la guarigione. Dalla sesta alla 10ª generazione paterna. Sono un Dio geloso, che dimostra la sua bontà per 1000 generazioni. Per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Signore. Mano nella mano. Camminiamo con te, intercedendo per tutte le generazioni. Sappiamo che per te non esiste tempo. Tu sei eternamente presente in ciascuna delle 5 generazioni seguenti, che ti consegniamo attraverso le mani purissime della Santissima Vergine Maria e di San Giuseppe. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nella sesta generazione paterna. Amato Gesù, a nome delle nostre famiglie, ci opponiamo a qualunque espressione di crudeltà, e ti chiediamo che con il tuo amore e nella potenza del tuo nome venga distrutta ogni manifestazione di odio verso se stessi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella settima generazione paterna. Ti chiediamo, Signore, di toccare coloro che furono vittime di persone che non riuscivano ad amare, non impararono ad amare, e non furono in grado di condividere un sentimento d'amore. Ti chiediamo di donare loro il tuo amore. Liberaci da qualsiasi spirito di mancanza d'amore, di tenerezza e di affetto, trasmesso dalle generazioni paterne. Risanaci nel nome di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nell'ottava generazione paterna ti chiediamo, Padre, di porre sotto l'unzione dello Spirito Santo e della luce di Gesù il bisogno di te che hanno avuto tutti i membri della nostra famiglia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noi ci opponiamo a qualsiasi bestemmia e odio verso Dio e i membri della Chiesa esistiti nella nostra famiglia. Ti chiediamo che ogni spirito che ci impedisce una comunione profonda con te e una piena unione con la Chiesa cattolica se ne vada nel tuo nome, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fa, Signore, che brilli la tua luce nella nona generazione paterna. Permetti che il tuo sangue prezioso fluisca per lavare, purificare e renderci liberi. Noi perdoniamo, a nome nostro,
e di tutti i nostri familiari, contemporanei e trapassati, tutti coloro che ci hanno ferito. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti chiediamo di concedere il perdono e la liberazione alle nostre famiglie, per tutte quelle persone che sono state ferite dai nostri predecessori. Chiediamo il tuo perdono, Signore, per ciò che possono aver fatto contro di te. Ti imploriamo che essi, tutti, entrino a far parte di una vita perfetta e colmata di amore alla tua presenza. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 10ª generazione paterna. Ti chiediamo di versare la tua misericordia e di liberare noi e tutti i componenti delle nostre famiglie dalle conseguenze di aborti ed assassinii. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti chiediamo, liberaci dagli spiriti di morte e di sofferenza che opprimono la nostra famiglia. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, per queste prime 10 generazioni e per la guarigione che stai operando. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Con la spada dello Spirito Santo. Signore, taglia i canali di comunicazione negativa e legali col tuo sangue prezioso. Che le acque del battesimo spazzino via tutto ciò che è negativo. Grazie, Signore, perché liberi i prigionieri. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Per il potere della tua passione, morte e resurrezione, concedi la salvezza eterna a quelli che sono partiti da questa vita, e a noi dona la tua benedizione. Signore. Amen. Terzo mistero. Preghiamo per la guarigione dall'11ª alla 15ª generazione paterna. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Signore Gesù, tu conosci tutti quegli antenati che noi non abbiamo conosciuto e per i quali oggi preghiamo questo Santo Rosario. Continua a retrocedere nel tempo e concedi il riposo eterno a coloro che ancora non l'hanno raggiunto. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nell'11ª generazione paterna ti chiediamo, Signore, di sanare le conseguenze prodotte dall'emigrazione o dalla distruzione dell'ambiente. Libera gli schiavi dell'avarizia. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Risana le conseguenze ereditate. Per tutte le sofferenze causate in battaglia. Specialmente per quelle di chi fu ferito o morì in guerra. Lavale col tuo sangue, Signore. E dona libertà ai prigionieri. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 12ª generazione paterna. Ti chiediamo, Signore, di toccare e di guarire qualsiasi ambiguità sessuale, affettiva o emozionale. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti chiediamo di essere colmati della luce del tuo Santo Spirito, per essere inondati dal tuo amore ed essere liberi da qualsiasi influenza negativa. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 13ª generazione paterna. Ti chiediamo che scorra la potenza dell'amore sponsale che tu nutri per la Chiesa. E che la forza di questo amore ci liberi dall'odio e dalla violenza presenti in alcuni matrimoni delle nostre famiglie. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti esortiamo, Signore, a liberarci dai desideri cattivi e dalle intenzioni negative, dalle catene di infedeltà, di abbandono del focolare, di violenza domestica, fisica o psicologica. Deponiamo tutte queste condizioni negative sotto l'unzione dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 14ª generazione paterna. E per l'autorità del tuo nome, Gesù. Ti supplichiamo di liberarci dalla mancanza di speranza e dalla disperazione esistenti nella nostra famiglia. Ordiniamo che tutto ciò venga distrutto dalla potenza del tuo sangue prezioso. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 15ª generazione paterna. E nel tuo nome, Gesù, rifiutiamo qualsiasi superstizione e idolatria che hanno contaminato la nostra famiglia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rinunciamo, a nome nostro e di tutti i nostri familiari vivi e defunti, ai guaritori, a ogni forma di occultismo, magia bianca, superstizione, incantesimo, stregoneria, allo spiritismo, al feticismo e alla New Age, a ogni cattivo desiderio, a intenzioni malefiche e a qualunque forma di maledizione. Purifica, guarisci e libera noi e tutti i nostri familiari da qualsiasi male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, Signore, per la guarigione delle 15 generazioni paterne. A partire da adesso crediamo che vedremo scorrere più abbondantemente tutte le grazie di benedizione contenute nelle promesse che tu hai voluto per la nostra famiglia da sempre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Per il potere della tua passione, morte e resurrezione, concedi la salvezza eterna a quelli che sono partiti da questa vita, e a noi dona la tua benedizione, Signore. Amen. Quarto mistero. Preghiamo per le prime 5 generazioni materne, chiedendo che, con l'intercessione di Maria, la grazia del Signore scorra portando guarigione e liberazione. Ora, dunque, non ci è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Signore Gesù, ti rendiamo grazie per quello che hai fatto fino a questo momento, e ti chiediamo di passare, adesso, attraverso le generazioni materne. Maria, Madre nostra, imploriamo la tua speciale benedizione. Rimani qui, vicino a noi, con noi, e proteggici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Gesù, nella prima generazione materna, camminiamo nella tua luce e, sotto la guida e la protezione dello Spirito Santo, ti preghiamo di liberare le nostre famiglie dalla mancanza di gioia coniugale che ostacola nella nostra parentela la realizzazione non solo di matrimoni, ma di matrimoni felici, o la concretizzazione di altre vocazioni.
Ti chiediamo che ogni influenza negativa cada sotto la potenza dello Spirito e sia sciolta dalla prima all'ultima generazione. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amato Padre, nella seconda generazione materna, ti chiediamo che i dolori, le angosce e le condizioni negative, causate dalla perdita di bambini, o dalla loro non accettazione, da nascite molto travagliate, da gravidanze non desiderate, svaniscano con la potenza del tuo Santo Spirito e siano guariti. Nel nome di tuo Figlio Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella terza generazione materna. Signore, per il potere dello Spirito Santo, rifiutiamo le maledizioni, le bestemmie e i rancori verso di te. Ti chiediamo che le acque del sacramento del battesimo che abbiamo ricevuto lavino e purifichino dalla terza generazione materna tutte le generazioni. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella quarta generazione materna. Signore, ti supplichiamo, implorando guarigione e liberazione da tutte le conseguenze negative prodotti da abusi, violenze sessuali, manifestazioni indecenti o aggressioni sessuali, che i nostri cuori si riempiano immensamente della tua luce e del tuo amore, della tua guarigione, del tuo perdono e della tua pace. Grazie Signore, perché stai sciogliendo quelle condizioni negative. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi ti chiediamo di legare tutti gli spiriti di amarezza e di risentimento. Nel nome di Gesù. Ordiniamo a tutti gli spiriti di rifiuto di andarsene e li leghiamo ai piedi della croce di nostro Signore Gesù Cristo. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella quinta generazione materna. Ti consegniamo, Signore, i dolori e le sofferenze delle donne della nostra famiglia. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo, ora, per i matrimoni combinati e per qualsiasi tipo di commercio di persone, di schiavitù, di ingiustizia. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, oggi ti preghiamo di guarire ogni mancanza d'amore. E ti preghiamo, chiedendo perdono a coloro ai quali è stato fatto del male, mentre noi stessi perdoniamo, a nome dei nostri avi, coloro che furono aggressori ingiusti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, per la guarigione delle prime 5 generazioni materne, e per aver concesso che la luce del Santo Spirito lavi, purifichi e perfezioni tutto il nostro essere. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti ringraziamo, Vergine Maria, per essere stata presente, e per aver toccato il cuore di tutte le donne che sono state profondamente ferite. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Per il potere della tua passione, morte e resurrezione, concedi la salvezza eterna a quelli che sono partiti da questa vita, e a noi dona la tua benedizione, Signore. Amen. Quinto mistero. Preghiamo ora, consegnando a Dio, dalla 6ª alla 15ª generazione materna, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione ed il peccato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nella 6ª generazione materna, Signore, ti chiediamo di risanare la mancanza d'amore verso le figlie di quei genitori che desideravano a tutti i costi un figlio maschio. Tocca e libera quelle donne da ogni sofferenza provocata dal rifiuto, che ha causato in loro poca autostima. Grazie Signore, perché tu lotti contro tutto questo con la forza del tuo Santo Spirito. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 7ª generazione materna, ti preghiamo, Signore, perché il tuo Santo Spirito fluisca per guarire e portare a piena realizzazione coloro che vissero sentendosi di troppo e morirono con questa sensazione, trasmettendola alle generazioni successive. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nell'8ª generazione materna. Ti preghiamo, Signore, per coloro che vittime di malformazioni, di condizioni sociali o sessuali, furono rifiutati dalla società. La nostra preghiera è per la guarigione di coloro che ebbero il cuore spezzato e che mai si ripresero da quelle esperienze traumatiche. Grazie Signore, perché imprimi su di noi il sigillo del tuo sangue prezioso e allontani da noi il dolore e la sofferenza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 9ª generazione materna. Ti chiediamo Gesù di recidere, con la spada dello Spirito, i lacci delle angosce generazionali e delle malattie ereditarie. Ti preghiamo per quelli che patirono gravi infermità e morirono con lunghe agonie. Nel nome di Gesù e per il potere del sacramento del battesimo, ti supplichiamo che siano purificati da tutto ciò. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 10ª generazione materna, Signore, ti preghiamo per quegli avi che commisero ingiustizie o ne furono vittime. Ti supplichiamo di spezzare le catene di fallimento e rovina economica che sono state trasmesse alla nostra famiglia, di generazione in generazione. Di spezzare anche le catene di raggiri, di sperpero di beni e di qualsiasi tipo di problema finanziario. Grazie, Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, Signore Gesù, perché col tuo amore stai rendendo nuovi i cuori delle donne della nostra famiglia, e stai benedicendo le generazioni future. Grazie, Maria Santissima, che con il tuo amore materno e femminile restituisci la dignità perduta alle donne della nostra famiglia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nell'11ª generazione materna. Perdoniamo, a nome dei nostri antenati, tutte le persone che furono ingiuste, mancarono d'amore verso i nostri avi, privandoli della gioia, rattristandoli e addolorandoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 12ª generazione materna afferma: taglia e distruggi, Signore, ogni condizione negativa trasmessa dai nostri antenati, in particolare lo spirito di controllo insano sulla vita dei figli o di altre persone. Permetti che fluiscano soltanto le benedizioni e le virtù provenienti da loro. Preghiamo per quelli che morirono senza essere stati amati,
per quelli che non furono sepolti o non ricevettero esequie cristiane, né alcun tipo di lutto o di cordoglio. Li raccomandiamo al tuo amore. E ti chiediamo di portarli nella tua luce. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 13ª generazione materna. Ti ringraziamo, Signore, perché ci guarisci da quanto ci ha lasciato. Chi ha patito le disgrazie della vita, la carenza di beni essenziali, per un'esistenza dignitosa, la povertà estrema, un freddo molto rigido, o un caldo estenuante. Grazie Signore, perché stabilizzi il nostro termometro biologico. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 14ª generazione materna. Ti chiediamo di guarire i dolori lancinanti e le sofferenze insopportabili. Tocca ogni forma di infermità e dolore fisico-psicologico che ci sia stato trasmesso dalle generazioni passate. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella 15ª generazione materna. Ti chiediamo, Signore, che le nostre famiglie siano illuminate dalla tua luce e dal tuo amore. Signore, noi preghiamo per la mancanza o la perdita di fede, di speranza e di carità cristiana, per l'ateismo, la vendetta, le uccisioni e le guerre religiose esistiti tra i nostri antenati. Nel tuo nome Gesù, liberaci da tutte queste condizioni negative e riempici della tua luce e del tuo amore. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Per il potere della tua passione, morte e resurrezione, concedi la salvezza eterna a quelli che sono partiti da questa vita, e a noi dona la tua benedizione, Signore. Amen. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, a te ricorriamo esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, per il Santo Padre, vicario di Cristo, e le sue intenzioni, per l'acquisto delle sante indulgenze, e per i bisogni della Santa Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
nella intentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, per la guarigione di tutte le generazioni. Ti preghiamo perché le nostre vite e la vita delle nostre famiglie si riempiano di luce, d'amore, di pace, di gioia, di guarigione, di salute e di integrità morale. Ti diamo autorità, Spirito Santo, sulla vita delle nostre famiglie, perché tu continui ad agire, purificando e liberando. Grazie, Signore, per i frutti del tuo Santo Spirito, che scorrono attraverso le nostre generazioni passate. Grazie per i frutti di pace, amore, gioia, pazienza, bontà, moderazione e autocontrollo. Grazie, Signore, per averci guariti e liberati. Amen. Illuminati dall'amore. Vergine Maria, oggi mettiamo davanti a te e a tuo Figlio Gesù tutti coloro che hanno bisogno della tua grazia, affinché siano illuminati dal nostro amore. Li benediciamo come carni della nostra carne e sangue del nostro sangue. Li illuminiamo per mezzo della fede nella vita eterna, per l'amore tra le tre persone della Trinità. Per mezzo di questa preghiera ti chiediamo di guidarli con tenerezza, che tutta la forza spirituale di questa preghiera arrivi ovunque essi si trovino. Doniamo a loro, dal cuore di Gesù Cristo, il nostro amore e il nostro affetto. Per favore, Signore, fa che la nostra intercessione, al di là del tempo e dello spazio, arrivi efficacemente a loro. Signore Gesù, col tuo stesso amore e la tua misericordia, noi perdoniamo noi stessi e invitiamo a perdonarsi e a ricevere il tuo perdono e la tua liberazione anche tutti i nostri familiari e antenati, che vissero o morirono con complessi e sensi di colpa. Noi rifiutiamo tutti questi sentimenti, perché tu stai riversando perdono e liberazione sulle nostre famiglie, attraverso le diverse generazioni. Ti chiediamo anche che sia spezzato qualsiasi legame o turbamento che ancora possa essere nella nostra famiglia, in modo che scorra in essa un'eredità d'amore e di tenerezza. Ti lodiamo, Signore, e ti benediciamo con tutto il nostro cuore, invitando alla lode e alla benedizione tutti i componenti della nostra famiglia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.